partecipazione di tutti, al di là delle diversità. Giustamente è stato ricordato, sì, 6 milioni di ebrei, la maggior parte della popolazione ebraica. Però i rom, i sinti, sono ancora oggi considerati nemici della città. Ancora oggi i giornali devono pubblicare che uno zingaro ha rubato una mela. Non abbiamo ancora visto dei banchieri che rubano a mansalva i miliardi essere condannati soprattutto dai giornali. Ha ricordato gli omosessuali, è una realtà. Io ho la fortuna di aver avuto 6 figli, ma mi rendo conto che c'è anche questa realtà e che è idiota condannare, emarginare qualcuno soltanto perché è diverso. Voglio dire di più. Quando ero bambino a Brescia gli unici stranieri erano i cinesi che vendevano le cravatte, una lira, una cravatta. E francamente li prendevamo in giro. Oggi abbiamo la fortuna, i miei nipotini hanno la fortuna di avere compagni indiani, pakistani, nigeriani, eccetera. E crescono con una mentalità diversa. Noi leggiamo ancora sui giornali l'idiozia della fuga dei cervelli. Il mondo è questo, tutti. Che vengano qui e noi andiamo di là. Non parliamo di queste cose. Non c'è diversità di razza, non c'è diversità sociale o di salute. Cerchiamo di riconoscere l'uguaglianza di tutti nella gioia e nel pianto.